Euroregione News. UTI e non province. La Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, sta peregrinando nei principali comuni allo scopo di spiegare i motivi di questa riforma. Anticipato da una conferenza stampa organizzata dal sindaco capofila del Medio Friuli, Fabio Marchetti, con quelli di Camino, Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano e Talmassons. Rammento che in questo territorio non solo 6 comuni hanno fatto ricorso alle UTI e rappresentano la maggioranza anche dei cittadini del Medio Friuli, ma anche 3 degli altri 5 comuni hanno sottoscritto una lettera che chiede la rivisitazione stessa della legge, quindi avanzerebbero 2 soli comuni che di fatto hanno approvato lo statuto e la costituzione delle UTI, il che pare molto poco. Allora, un altro incontro importante, l'Unione Territoriale del Medio Friuli, è stata l'occasione per un confronto anche piuttosto vivace. Non sono tutti d'accordo sulla riforma, però è anche vero che le unioni territoriali partiranno con il 15 aprile, si è avviato il tavolo tecnico a cui siedono anche i funzionari regionali di INSIEL proprio per aiutare i sindaci a sciogliere tutti i nodi, e mi pare che ci sia anche la consapevolezza che questo sia il futuro e che bisogna lavorare per mettere insieme le funzioni, i servizi, le competenze in modo da aiutare i nostri cittadini ad avere sempre più servizi e servizi sempre più efficienti, ovviamente senza perdere le identità territoriali e continuando a lavorare al meglio per il nostro Friuli. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.